Tutto il calcio dilettantistico a penalty, quest'anno è la terza stagione, ogni domenica alle 19:30 in diretta su Sesta Rete, siamo in replica anche alle 23, siamo in onda anche il lunedì mattina a partire dalle 8:30, siamo anche in diretta streaming sul sito della nostra emittente www.sestarete.org e potete rivedere anche la puntata odierna, così come tutte le altre di questa stagione, nella nostra pagina ufficiale su Facebook. La pagina chiaramente è quella di Penalty. Allora, ACI Sant'Antonio, abbiamo insomma incensato il Paternò alla grande, adesso dobbiamo incensare il progetto dell'ACI Sant'Antonio che è partito con te personalmente, hai costruito tassello su tassello con una straordinaria stagione di Lucio Tosto, il presidente ti ha messo a disposizione un budget che non era esagerato, però sei riuscito mattone su mattone a creare comunque un bel giocattolo. Avete perso il girone nei confronti di un Trecastagni indubbiamente meraviglioso, però poi alla fine i vostri successi li avete ottenuti soffrendo con dei playoff importanti e con una finale meravigliosa. Sì, devo dire che facendo un piccolo excursus che io sono arrivato a Sant'Antonio 3 giorni prima che iniziasse il campionato, iniziasse la prima. Il presidente mi ha chiamato, abbiamo trovato l'accordo, mi ha prospettato quelle che erano le sue idee. Fino a dicembre di fatto non ci potevamo muovere perché il mercato era chiuso. Chiaro. Allora lì io ho fatto delle valutazioni avendo carta bianca, perché tu hai carta bianca e sono quindi d'accordo. Ti prendi onori e oneri, certo, oppure non inizi. Infatti le condizioni sono sempre quelle. Poi a fine anno mi dici sei un asino, hai sbagliato o sei bravo, o sei un asino, sei stato bravo, o sei bravo. Quindi, ti sei assunto le tue responsabilità. Ma è giusto che si faccia così, è perché giusto, al di là del discorso economico che può essere importante e relativo, è giusto che se tu hai qualcosa da fare la fai bene. Quindi facendo delle valutazioni, scegliendo giocatori che al meglio potevano, io credevo e a questo punto i fatti mi hanno dato ragione, potevamo fare la causa dell'ACI Sant'Antonio, malgrado le tante difficoltà logistiche, anche qualche difficoltà economica perché il presidente è stato da solo, erano partiti in tanti, è rimasto da solo. È classica questa cosa, ma non succede spesso. Ma non si è perso d'animo, ha continuato, ha avuto la forza di investire su un allenatore navigato importante che ha avuto un tassello importante, un tassello fondamentale, ci ha aiutato tanto sia come crescita, come nome, ma anche dal punto di vista tattico, perché malgrado la categoria, l'ACI Sant'Antonio devo dire che ha espresso un ottimo calcio. Diciamo pure che se tu avessi avuto più tempo nell'organizzare la squadra al tuo avrei vinto il campionato, probabilmente quei punti di distacco che avevate accumulato nella prima parte non ci sarebbero stati. Voglio essere presuntuoso, anche se la presunzione non fa parte di me, però con questo gruppo all'inizio non avremmo avuto tutti questi punti di distacco dal Trecastagni, saremmo stati lì fino all'ultima giornata a giocarcela non so se avremmo fatto i playoff, probabilmente potevamo anche vincere direttamente, allora, anche se vincere i playoff è molto più bello. È vero, e infatti io adesso ti faccio rivivere quei momenti e poi dopo il videoclip ci parlerai dei progetti dell'ACI Sant'Antonio 2014-2015. Guardiamoci insieme la straordinaria festa finale dell'ACI Sant'Antonio che ha battuto a Fiumefreddo un Città di Catania che sino all'ultimo ha cercato disperatamente di fare lo sgambetto alla squadra sant'antonese. Guardiamo la videoclip. Lo stadio Angelo Rossi di Fiumefreddo, scenario di questo spareggio che vale la promozione tra l'ACI Sant'Antonio in maglia rossa ed il Città di Catania in maglia blu. With beginnings, what keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to give up. Tamburella, Leotta si fa togliere un pallone, Giuffrida, attenzione il pallone adesso per Patanè. Il tiro di Patanè, rete, l'ACI Sant'Antonio in vantaggio, dormita generale della difesa del Città di Catania e Patanè non ha perdonato. 1-0, adesso c'è Zagame che va a protestare nei confronti dell'assistente Calderone, il gol comunque è regolare.
Nocera, base di interdizione, perfetto, il lancio, attenzione, a beneficio di Patanè, rete! Patanè, 2-0, 2-0 per la Sant'Antonio e la partita va in cassaforte per la formazione di Lucio Tosto. Grandissimi festeggiamenti per la formazione in maglia rossa, esplode l'entusiasmo dei supporters sant'antonesi, 2-0 per l'ACI Sant'Antonio. So let's raise the bar and our goals to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get. 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 We're up all night to get lucky. 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 Calcio di rigore per il Città di Catania, partita che può riaprirsi. Siamo a 2 minuti dalla fine del tempo regolamentare, ma la partita può riaprirsi a questo punto. C'è un calcio di rigore. Deve essere arrambito dal dischetto a battere, no, sembra Barberi. Barberi così. Tiro di Barberi in rete, 2-1, partita che si riapre, 1,5 alla fine. ACI Sant'Antonio invece pronto a difendere. Questo salto in promozione da un momento all'altro, Messina. Attenzione, il lancio di Messina per Patanè. Tutto solo, Patanè in area di rigore e la palla in rete, 3-1 e stavolta sembra finita per l'ACI Sant'Antonio. Ancora una volta Mauro Patanè, tripletta di Mauro Patanè. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Silvestri si salva ancora in corner e proprio in questo momento finisce qui. L'ACI Sant'Antonio è in promozione. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to
Il grandissimo trionfo dell'Aci Sant'Antonio. Anche voi, insomma, non avete scherzato in fatto di festeggiamenti, no? Un pubblico che vi ha seguito in tantissimi a Fiumefreddo, ed è la dimostrazione che vogliono la categoria che No, ma conta. la cosa bella è che ci hanno seguiti da tutte le parti, quindi abbiamo questi 200-300 appassionati. Per un piccolo centro come Aci Sant'Antonio sono tanti. Sono tantissimi. E ora c'è entusiasmo, vogliono che l'anno prossimo si... E voi come rispondete a queste domande che sono, insomma, pesanti? Ieri il Presidente ci ha convocati e di fatto ha gettato le basi per l'anno prossimo. Qualche anticipazione? Siamo appena, Sì, dobbiamo no, dirla. allora, siamo stati confermati, io, l'allenatore, c'è una nuova figura, il direttore generale, il signor Venero Donzuso. Nome storico anche di Aci Sì, Sant'Antonio. storico, grande attaccante che non avendo più il tempo per allenare si riveste il nuovo incarico Dietro la scrivania. dirigenziale dietro la scrivania. Probabilmente il team manager sarà il signor Angelo Lainò, che anche lui è una figura importante di rilievo nel calcio catanese. dilettantistico. E detto ciò... Adesso ci vogliono solo i giocatori. Sì, allora, sì, ci vogliono i giocatori. Qualche piccolo ritocco. Confermeremo la nostra idea di confermare la maggior parte di quelli che hanno vinto, perché al di là del fatto che è giusto, ma la rosa comunque era già competitiva, Sì. e inserendo qualche tassello di concerto col mister e col direttore generale, che secondo noi ci possono fare quel salto di qualità, provare ad arrivare entro i primi 5 in promozione. Oh, che bei progetti. Quindi... assolutamente un'utopia. infatti non è per niente un'utopia, dice bene Anche perché c'è Alessio. un gruppo molto compatto. Quando in una finale playoff di girone vai a fare 5 gol al Calatabbiano, che comunque è stato secondo tutto l'anno, ha dato filo da torcere al Trecastagni, beh, lì difficilmente poi anche nella finale a Fiumefreddo col Città di Catania si perde la partita, perché si entra in un'atmosfera ed in un ciclo, in un circolo vizioso dal C'è quale un'adrenalina difficilmente che ti esci. trascina. Sì. No, ma la squadra stava bene, al di là del discorso atletico stava bene anche mentalmente, perché hanno insieme al mister, il mister ha una grande capacità di fare gruppo, quindi è una persona, Compattare sì, bene. è una persona lineare. Allora nel momento in cui tu vedi che l'allenatore dà delle regole e le fa seguire a tutti, anche la prima donna se sbaglia paga, questo alla lunga dà i risultati. vero, allora è i vero. ragazzi si sono sentiti gruppo e non hanno sbagliato le partite quelle E sono sicuro, importanti. dici bene, che dalla prossima stagione con qualche ennesimo aggiustamento prenderete ulteriori belle soddisfazioni. Tra poco ritorneremo a parlare con i nostri ospiti perché li salutiamo, però adesso parliamo di un evento che ci sarà i primi giorni di giugno, parliamo del beach soccer internazionale, perché pensate un po', presso la Beach Arena, la DomusBet Catania, praticamente rappresenterà la nostra Catania, ma non soltanto, perché rappresenterà l'Italia insieme al Terracina e insieme al Milano in questo importante appuntamento di beach soccer, dove ci saranno ben 25 squadre provenienti da tutto il mondo europeo. L'autentica Champions League, Sì. vedevo prima le palline dei sorteggi. Sì, è stato un sorteggio importante, Un di clima grande qualità. assolutamente professionistico, internazionale, è davvero importante per una città come Catania un palcoscenico del genere. Abbiamo avuto ospite anche il capitano del Sì. Catania Beach Soccer, nonché pedina fondamentale della nazionale italiana. Sì, è vero. L'allenatore 4 volte campione del mondo con il Brasile. Stiamo parlando di curricula eccezionali e di personaggi davvero di grande spessore. E soprattutto la cosa più importante è che Catania avrà modo di avere una beach arena di grande qualità che verrà sfruttata per altri avvenimenti sportivi legati soprattutto all'ambiente estivo, no? Sì, quando ci sono le strutture e le strutture sono tra l'altro di proprietà, si possono fare grandissime cose. È vero, è vero. Per esempio, ritornando ad Aci Sant'Antonio, e poi voglio sentire anche un po' il parere di Pandolfo, in questo caso voi come struttura un po' zoppicate, no? Questo campo un po' malandato dell'Aci Sant'Antonio. È un limite che abbiamo avuto quest'anno, speriamo che l'amministrazione ci dia una mano, perché di fatto in casa ci penalizzava giocare lì. È vero, è Cioè, vero. noi le uniche sconfitte del campionato le abbiamo fatte in casa. E quindi Fuori è tutto casa, dire. Fuori casa imbattuti.
Pandolfo, ma beach soccer per te, l'idea di difendere i pali di una squadra che magari può giocare a grandi livelli nazionali? Non sei molto entusiasta? Non mi attrae. Non ti attrae? No, perché prima bisogna avere anche un po' di passione nel, Certo. nel Perché è un fare altro bridge, sport completamente. È tutto un altro C'è sport. dinamiche fisiche proprio completamente diverse. È vero. Quindi è ricominciare, non dico da zero, ma da una scala da vero. 1 a 10 ricominci da 2, È Ettore. vero, è vero, è vero. Bene, abbiamo chiuso questa puntata ricchissima perché abbiamo raccontato anche la festa di Paternò, abbiamo raccontato la festa del Due Torri, abbiamo raccontato la festa del Mister Bianco, abbiamo raccontato anche nella parte finale la festa dell'Aci Sant'Antonio, abbiamo vissuto anche il match talent. Per chiudere salutiamo allora Salvo Castorina, confermatissimo insieme a tutto lo staff tecnico ad Aci Sant'Antonio, nella speranza che il prossimo anno ancora una volta la vittoria vi possa far avvicinare sempre di più sia all'amministrazione e ai tifosi. Io spero di sì, il ringraziamento più grande va al presidente, il signor Maurizio Zingale, Che salutiamo. che ci ha permesso di vincere, perché di fatto se lui non ci fosse stato Vi ha dato i mezzi. sì, non saremmo stati qui, e quindi fin quando ci sono queste persone per bene che hanno voglia di investire di tasca propria, Certo. togliendo anche soldi alle proprie famiglie, è giusto che abbiano dei... Ecco. che abbiano Però dei io risultati. sottolineerei, e questo me lo dovete permettere, che comunque anche la tua determinazione, voi dovete sapere che il qui presente Salvo Castorina era il capitano della mia Berretti nazionale e so che grinta metteva da calciatore e so quanta grinta metti quando fai questo lavoro adesso dietro la scrivania, che poi non è neanche tanto dietro la No, scrivania no, perché no. stai a Sì, guardare un sì, sacco di sì, giocatori sì. settimana su settimana, però penso che la determinazione anche dello staff tecnico sia stata fondamentale. Sì, quello sì, il Presidente ha avuto la fortuna, tra virgolette, di trovare persone che in quest'anno erano, tra virgolette, a spasso, perché se avessimo Vogliosi avuto- di mettersi in gioco anche. Sì, perché eravamo di fatto disoccupati, avessimo avuto squadra non saremmo stati ad Aci Sant'Antonio, quindi Vi siete tante- trovati al posto giusto al nel momento al giusto. momento giusto. Benissimo, allora Io spero di essere qui. ad inizio della prossima stagione. No, io spero di essere qui alla fine della prossima 2015 e festeggiare un'altra vittoria. Bene, sarebbe proprio interessante se ciò accadesse e credo che ci sono le credenziali per farlo. Allora buon lavoro Grazie. e anche un po' di riposo adesso, qualche settimana prima di Sì, ricominciare. 15 giorni e poi Di nuovo ricominciamo tuffandosi a- nella realtà del calcio Sì, sì, sì. dilettantistico. Mentre invece per Daniele Pandolfo il progetto è quello di trovare una squadra che finalmente ti faccia fare un campionato in un'unica sede anziché trasferirti a dicembre, no? Perché poi la serenità è fondamentale, Certo, no? certo. Se non c'è quella i risultati tardano sempre a Si fa venire. fatica, certo. E dove pensi di andare? A Aci Sant'Antonio forse, chissà. Forse. Per adesso. Tra eccellenza e promozione? Bah, cercherei di scartare tutte e due per adesso perché magari cerco di puntare più in alto. Poi Addirittura, magari. giusto. D'altra parte il tuo curriculum è notevole, non dimentichiamo che hai iniziato la stagione in Serie D con il Capo d'Orlando, con l'Orlandina, quindi è la dimostrazione che le qualità ci sono ed è giusto vendersi bene sotto questo punto di vista. Salutiamo anche Alessio, ben trovato anche questa settimana, anche tu poco lavoro, però sempre importante anche di redazione. Con te ci rivedremo naturalmente nella puntata Del clou Penalty della stagione Award, che è del quella Award. di giorno 1 del Penalty Awards. Che purtroppo sarà l'ultima, Ettore. Io ti ringrazio e saluto te e tutti i nostri telespettatori. Grazie ad Alessio Patti, salutiamo anche la nostra Giulia Bonaccorsi, anche lei non la vedrete la settimana prossima perché sarà una puntata dedicata interamente alle nomination del Penalty Awards, la rivedremo e credo anche in maniera elegante insieme all'altra penaltina Federica nella puntata di giorno 1. Grazie Ettore, saluto te e tutti i nostri ospiti e i telespettatori che invito a seguirci ovviamente per il nostro grande evento. Benissimo, allora noi ci riverremo la settimana prossima, domenica alle 19:30 con Penalty. Vi ricordo che questa trasmissione la potete seguire anche in streaming sul sito della nostra emittente www.sessarete.org. Da domani la vedrete anche nella pagina ufficiale di Penalty su Facebook e che dirvi, buon calcio a tutti e ci vedremo la settimana prossima. Arrivederci. Sento sulla
c'è sempre di più per quello che mi dai. Io ti ringrazierei, ma poi non so parlare. È più vicino il tuo profumo, stringiti forte a me, non chiederti perché, la sera scende già, l'azzurro impazzirò, in fondo agli occhi tuoi bruciano i miei, un amore così grande